Giglione e Butticè, i famosi compari della novella pirandelliana, sono i capostipiti delle famiglie che ancora oggi risiedono nell'attuale borgo di San Michele, oramai conosciuto come la zona dell'ospedale San Giovanni di Dio, un borgo caratteristico immerso nel verde circondato da alberi di ulivo, nel quale sono ancora oggi presenti tracce di un'antica Sicilia, la stessa descritta da Pirandello. Tra lei come si chiama? Giglione Antonina. Lei è imparentata con il famoso Giglione della novella di Pirandello? Mio nonno. Quindi voi non avete mai abbandonato questo luogo? No, mai. Come si chiama? Io mi chiamo Butticè Francesco e sono il nipote di Butticè Filippo. La parte di mia mamma era Giglione. Allora erano assieme, si hanno comprato questo fego chiamato San Michele, che poi allora si chiamava Cugno San Michele. Eppure questo storico villaggio a poco si sta spegnendo perché la completa assenza di servizi e attenzioni da parte delle istituzioni sta portando le nuove generazioni a scegliere di vivere in altre zone, ma c'è chi ancora intende rimanere e lancia una richiesta di aiuto. Vivere qui da una parte è bello perché riusciamo a continuare una tradizione, a rimanere nel posto in cui siamo nati, dall'altro viene veramente difficile perché ci sentiamo abbandonati dal comune, dall'istituzione pubblica, in quanto non riusciamo ad avere alcuni servizi come la pulizia delle strade o l'illuminazione pubblica in certi punti del quartiere. Al giorno d'oggi i giovani in questo quartiere siamo rimasti veramente in pochi. Siamo in minoranza, possiamo dire, perché molti sono andati via per cercare di trovare un lavoro. Noi ci auguriamo di ricevere le giuste attenzioni da parte del comune in modo che tutte le nuove generazioni possano rimanere in questo posto godendo dei giusti servizi.